denuncia shock del docente che racconta di abusi sessuali subiti in seminario a Treviso 30 anni fa. Quei due preti ora fanno i parroci nel veneziano e nel padovano. Racconta il caso verso la procura: non ho paura di affrontare un processo. La diocesi di Treviso ha immediatamente preso posizione, confermando di voler arrivare alla verità ma chiedendo rispetto per gli accusati. Del fatto la Curia ha informato la Santa Sede. Tragedia in Val Visdende, un ice climber austriaco di 56 anni è morto oggi dopo essere precipitato per un centinaio di metri da una cascata di ghiaccio. Regionali 2020, il civico Arturo Lorenzoni sarà l'avversario di Luca Zaia per il centro-sinistra. Nella notte il voto del PD, oggi l'ok del segretario Dem Zingaretti, adesso dice si inizia a lavorare. La cliente lo lascia libero in casa per il restauro dell'abitazione e lui ne approfitta per razziare gioielli per 30.000 euro, 42enne di Mira scoperto dai carabinieri. Villa del Conte è il primo comune in Italia ad aver istituito l'assessorato alla solitudine e c'è già lavoro per la titolare della delega. L'informazione di Antenna 3 Treviso diventa sempre più ampia e completa. Dal 1° marzo il TG di Treviso andrà in onda anche la domenica alle 19:30. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Allora partiamo dalle accuse shock di un docente di filosofia, ex assessore di Galliera Veneta, che dopo 30 anni ha deciso di raccontare gli abusi sessuali subiti mentre frequentava il seminario vescovile di Treviso. Ai nostri microfoni ci spiega cosa lo ha spinto a denunciare. Dopo 30 anni dall'uscita del seminario, appunto, ho deciso di denunciare gli abusi che ho avuto, abusi sessuali e non solo, vessazioni, umiliazioni e quant'altro da parte di 2 sacerdoti, uno dei quali era il responsabile della comunità e l'altro era assistente. Oggi questi 2 sacerdoti sono uno parroco. Ecco, sono 2 parroci. Uno è un sacerdote del Padovano e uno del Veneziano, 2 parrocchie che fanno parte della diocesi di Treviso. Sarebbero stati loro ad abusare di Gianbruno Cecchin, ex seminarista, un macigno che lo schiaccia da 30 anni. 30 anni di sofferenze, incubi, tanti pianti. Oggi Gianbruno, 48 anni, originario di Galliera Veneta, dove è stato anche assessore in passato, è un docente di filosofia e ha trovato il coraggio di denunciare gli abusi sessuali che sostiene di aver subito nel 1990, quando da studente di teologia frequentava il seminario vescovile di Treviso. Dopo 30 anni la svolta, un viaggio ad Haiti, l'incontro con un medico diventato suo compagno e la decisione di raccontare tutto in una lettera indirizzata all'attuale vescovo di Treviso e a Papa Francesco, che vuole incontrare. A spingerla alla denuncia proprio il recente vertice in Vaticano sul tema della pedofilia. La forza è stata anche quello di conoscere altre persone che hanno vissuto le mie stesse dolorose avventure. Si può vivere per 30 anni con un peso di questo tipo? Si sopravvive, non si vive. Si sopravvive perché ogni giorno ritornano indelebili quei momenti alla mente mia. Ogni sera quando vado a letto, quando andavo a letto, ritornano gli incubi, mi svegliavo di notte e ancora adesso. Che cosa mi ha spinto? Mi ha spinto il fatto che ho bisogno di serenità per affrontare degli importanti progetti nella mia vita privata. All'epoca dei fatti provò a rivolgersi all'allora vicario generale Monsignor Daniel, oggi vescovo emerito di Chioggia, ma la vergogna lo paralizzò e passò un'intera nottata chiuso in macchina senza riuscire a confessare nulla di quanto era accaduto. Oggi Gianbruno si è allontanato dalla chiesa. Io non vado più in chiesa, non credo più nell'esistenza di Dio, perché se Dio ci fosse stato non avrebbe permesso che tantissimi giovani come me, migliaia di giovani come me vivessero quello che ho vissuto io, e quindi credo che non avrebbe permesso, quindi per me Dio non esiste più. Non ha paura di affrontare un processo. Gianbruno Cecchin è sereno, convinto di essere dalla parte della verità, e ai 2 parroci che accusa vorrebbe rivolgere una sola domanda. Gli chiederei solo perché l'avete fatto. E in una nota diffusa in giornata la diocesi di Treviso ha immediatamente preso posizione confermando di voler arrivare alla verità ma chiedendo rispetto per gli accusati che hanno diritto di difendersi. Del fatto la Curia trevigiana ha informato la Santa Sede.
Lotta agli abusi, ma anche rispetto per le persone e le istituzioni accusate che hanno diritto di difendersi e tutelare la propria onorabilità. Di fronte alla denuncia di Gianbruno Cecchini, il docente di Galliera Veneta che ha raccontato di essere stato vittima di violenza da parte di 2 sacerdoti quando era seminarista, la diocesi di Treviso ha immediatamente diffuso una nota sottolineando di essere impegnata nella lotta agli abusi nella Chiesa e per la ricerca della verità, anche nel rispetto dovuto a chi è destinatario delle accuse mosse. È il vicario Adriano Cevolotto a firmare la presa di posizione della diocesi, informata della vicenda dallo stesso Cecchin, che ha inviato al vescovo, Monsignor Michele Tomasi, una lettera in cui ricostruisce gli abusi, più di una decina di episodi, e con il quale pareva dovesse esserci un incontro, salvo poi una serie di rinvii e la definitiva decisione del 49enne di rinunciarvi. È con dolore ma anche con serenità che stiamo procedendo per valutare i passi da fare in tutte le sedi, scrive Cevolotto, di fronte al clamore che le accuse di Cecchin hanno sollevato. Ribadendo la volontà di chiarezza, trasparenza e verità, aggiunge: esprimiamo la nostra fiducia nei confronti dei 2 sacerdoti coinvolti e del loro lavoro, che è una fiducia in tutto il presbiterio diocesano. Un ice climber austriaco di 56 anni è morto oggi dopo essere precipitato per un centinaio di metri da una cascata di ghiaccio denominata Carpe Diem in Val Visdende. L'uomo si trovava in sosta assieme alla compagna che è scesa per prima. Quando è stato il turno del 56enne, al momento di mettersi in tiro e iniziare la calata, è precipitato fermandosi un centinaio di metri più sotto in una fessura tra la cascata e una vecchia slavina. I soccorritori del soccorso alpino e della Guardia di Finanza sono saliti dove si trova il corpo dello scalatore, dove il medico ha solamente potuto constatarne il decesso. Siamo alla politica, alla fine i rumors della prima ora sono stati confermati, sarà il professore universitario padovano Arturo Lorenzoni il candidato del centro-sinistra alle regionali. La direzione PD ha approvato il nome dell'esponente civico e apre ad altre forze di centro-sinistra. Da Roma il segretario nazionale Nicola Zingaretti approva la scelta commentando così: bene il sostegno del PD Veneto alla candidatura di Lorenzoni alla presidenza della regione, figura indipendente proveniente dal mondo civico e competitiva per vincere. È stato deciso a maggioranza e con delle astensioni e qualche voto contrario di dare incarico alla segreteria di andare al tavolo con l'indicazione che il nome possibile di candidato presidente possa essere Arturo Lorenzoni. Il professor Arturo Lorenzoni, docente dell'Università di Padova e vice sindaco della Città del Santo, espressione dell'area civica del Veneto che vogliamo, sarà il candidato del centro-sinistra alle prossime regionali. Una sofferta e lunga direzione PD nella tarda notte di venerdì ha indicato il nome del candidato, 24 voti favorevoli, 5 contrari e 12 gli astenuti. Il punto fondamentale che io ho cercato di porre come attenzione è che un partito, dopo il momento delle riflessioni, dei dialoghi interni, debba saper prendere una decisione, altrimenti ci si incunea nell'ignavia politica. Si apre adesso un progetto di Veneto alternativo, in cui dentro a questo progetto il Partito Democratico svolgerà un ruolo principe e principale. Una discussione accesa tra le varie correnti del partito che però alla fine ha accantonato gli individualismi a favore di un progetto unitario. Fino alla fine però il consigliere regionale del PD Stefano Fracasso ha chiesto le primarie proponendo la sua autocandidatura. Tutti hanno riconosciuto il grande lavoro che Stefano Fracasso ha fatto in questi ultimi anni in regione. E poi è prevalsa un'apertura a mondi esterni anche al nostro, e quindi non c'è nessun giudizio sul lavoro fatto da Stefano Fracasso, ci mancherebbe, anzi tutti l'hanno ripreso con grande vigore. Ora si guarda anche ad altre forze di centrosinistra, si attende di sapere le decisioni di Italia Viva e del gruppo di Carlo Calenda. Chi invece ha già dato la propria benedizione alla candidatura di Arturo Lorenzoni è Liberi Uguali. Siamo molto contenti di questa decisione, di questa scelta. Finalmente c'è il candidato che contrasterà il candidato della Lega. Il movimento civico Il Veneto che vogliamo parte da Vicenza con l'apertura della campagna verso le elezioni regionali con la scelta ufficiale del candidato presidente. Abbiamo sentito che Arturo Lorenzoni proprio in queste ore ha ricevuto l'appoggio del PD. Lunedì l'ufficializzazione della candidatura per la coalizione di centro-sinistra, per ora formata da PD, Veneto che vogliamo e Verdi.
È l'Assemblea regionale del Veneto che vogliamo, riunita a Villa Lattes a Vicenza, a salutare la candidatura ufficiale a presidente della regione del vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni. Incassato l'appoggio del Partito Democratico, Lorenzoni si presenta così. Mi chiami vice sindaco, sì, c'è stato un cambio di passo ieri sera. E devo dire che il Partito Democratico ha dimostrato una grande responsabilità, una grande fiducia e io credo che stiamo mettendo le basi di una proposta molto bella. E quindi inizia un percorso di dialogo, un percorso di condivisione di un progetto che io credo possa portare qualcosa di interessante per la regione del Veneto. Un movimento civico dal basso, il Veneto che vogliamo, che arriva da lontano e nasce sulla scorta di progetti amministrativi come quello realizzato a Padova o Rovigo. Noi siamo partiti parecchio tempo fa, quindi a luglio dell'anno scorso, costruendo il Veneto che vogliamo in tutte le province con un metodo partecipato di coinvolgimento dei territori e soprattutto di quelle persone che della politica non volevano più saperne. E a Vicenza arrivano parecchi amministratori come il sindaco di Rovigo Caffeo, che con i primi cittadini di Padova e Belluno aveva diffuso un appello al centro-sinistra per una candidatura civica. Adesso si tratterà di lavorare pancia a terra, sappiamo perfettamente che è una partita complicatissima, questo non è inutile nasconderselo, però sono convinto che saremo in grado di fare un ottimo lavoro cercando di fare una proposta alla comunità del Veneto che parli alla testa delle persone, non alla pancia, che sia in grado di smarcare i temi veri. Si parte dal programma, spiega Lorenzoni, guardando i tavoli di lavoro che ancora sono all'opera su sanità, ambiente, mobilità e innovazione tecnologica. E dobbiamo riportare al centro i bisogni dei cittadini veneti e dobbiamo costruire una proposta concreta, pragmatica, ma vicina alle sensibilità delle persone. Lunedì l'ufficializzazione del sostegno ad Arturo Lorenzoni di PD e Verdi. Le porte restano aperte. Spero che le anime si allarghino e che riusciamo a condividere questa proposta con una varietà di parti, di politiche e quindi ovviamente la proposta è aperta. Quanto alla Lega, non ha fretta in questo momento di individuare e presentare i suoi candidati consiglieri, tanto che i militanti in questo fine settimana sono impegnati su altri fronti, in primis il tesseramento alla nuova Lega di Salvini. In Veneto ci sono state in un giorno e mezzo 1500 nuove tessere. La raccolta firme per la proposta di legge per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e l'abolizione dei senatori a vita ha raccolto circa 3500 sottoscrizioni. Nelle piazze con i gazebo per raccogliere firme a sostegno della legge elettorale maggioritaria e dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, la Lega non sembra avere fretta di scegliere i candidati alle regionali che altri partiti, a cominciare dagli alleati del centrodestra, hanno già iniziato a presentare. Chiederemo alle varie circoscrizioni del territorio di esprimere i nomi di 2 donne e 2 uomini, in modo da avere una base di nomi. Sicuramente ci saranno gli uscenti che hanno fatto bene, hanno fatto una bellissima legislatura, diciamo, e anche molto compatta nonostante i problemi che ci siano stati con gli alleati di governo. E quindi ci saranno gli uscenti che corrono, ma cercheremo quanto più possibile di dare una rappresentanza al nostro territorio, perché noi siamo un partito che viene dalla base, quindi abbiamo anche la volontà che la base si senta rappresentata. Priorità agli uscenti, quindi. Quanto all'alleanza con Fratelli d'Italia e Forza Italia, rimane ferma la condizione di condividere obiettivi come l'autonomia. L'autonomia non è una cosa che noi facciamo perché è Lega o perché è di un altro partito politico, lo facciamo perché c'è un mandato preciso da parte dei cittadini veneti. Quindi in quella direzione bisogna andare. Chi vuole venire con noi in quella direzione è ben accetto. L'autonomia deve essere un principio al quale un nostro alleato ci deve credere. Sull'altro fronte, quello del centro-sinistra, Boff commenta così la difficoltà a fare sintesi intorno al candidato presidente. Sicuramente può essere anche un po' difficile trovare qualcuno che decide di sfidare Luca Zaia, ma è giusto che comunque in un sistema democratico ci sia chi si pone, si candida e corre e magari vince, e poi c'è chi sta, non mi piace neanche il termine opposizione, ma in minoranza, e da lì, fra virgolette, è sempre comunque un organo di controllo che può anche collaborare nel caso in cui ci siano delle proposte che trovano convergenza comune, e giustamente fa anche il controllore poi nel momento in cui decide di protestare su qualcosa. Fa parte della democrazia ed è giusto che sia così.
Sono diventati esecutivi i primi licenziamenti di insegnanti, diplomati, magistrali dopo i ricorsi promossi da altri docenti con esclusione conseguente dalle graduatorie ad esaurimento per effetto di una sentenza del Consiglio di Stato. In queste ore il commento dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. La vicenda, scrive, appare ad oggi drammaticamente grave per le insegnanti licenziate e assolutamente imbarazzante per i governi che si sono succeduti. È stata ignorata l'esistenza degli insegnanti diplomati magistrali in forze da anni nelle nostre scuole primarie senza risolvere la paradossale situazione di essere incardinati nel sistema scolastico, licenziati dallo Stato che non ha previsto di risolvere con una norma questa problematica. Conclude Donazzan: ho incontrato personalmente molte di queste insegnanti a Padova, come a Venezia, a Rovigo e a Belluno, apprezzate dai propri dirigenti scolastici e dalle famiglie, ma comunque messe fuori dalla porta. Era sufficiente un articolo di legge inserito in finanziaria o nel milleproroghe, ma evidentemente non si è voluto fare. E c'è stato un tragico incidente questa mattina intorno alle 8:30 sulla Transpolesana. Un imprenditore edile di Bovolone, Sergio Bulbarelli, 74 anni, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada alla guida della sua Ferrari sulla rampa di accesso della 434 a Ca' degli Oppi. Sono subito intervenuti gli operatori di Verona Emergenza con l'elicottero e l'ambulanza, ma nonostante i soccorsi l'automobilista è morto sul posto. Sulla dinamica dell'incidente sono al lavoro i carabinieri della stazione di Oppeano e del radiomobile di Legnago. E i carabinieri invece di Vigonovo hanno denunciato per furto aggravato un artigiano 42enne di Mira impiegato come operaio in una casa di Fossò. Sentiamo il motivo. L'accusa è di aver rubato circa 30.000 euro di gioielli dalla casa di una donna di Fossò in cui svolgeva dei lavori come muratore. Le indagini dei carabinieri di Vigonovo hanno portato alla denuncia di un incensurato di Mira e al recupero quasi totale della refurtiva, rinvenuta in diversi compro-oro, Adolo e Mira, ad eccezione di alcuni gioielli già fusi. Ancora nella disponibilità dell'uomo, inoltre, è stato rinvenuto un diamante del valore di circa 15.000 euro che precedentemente era incastonato su un anello. I fatti risalgono a gennaio, quando durante i lavori la donna aveva consegnato all'artigiano le chiavi di casa. La ventina di preziosi sottratti, tra orologi, collane e anelli, erano custoditi in una scatola nella camera da letto. Ora ci fermiamo per un piccolo break, torniamo subito, rimanete con noi. Di nuovo in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Siamo stati a Villa del Conte, il paese dell'Alta Padovana che per primo in Italia ha istituito l'assessorato alla solitudine. Sentite cosa ci hanno raccontato. Questa mattina ho degli appuntamenti, vediamo in seguito come procede. Il primo assessore alla solitudine d'Italia è già al lavoro, solo 2 giorni fa la nomina e già ci sono i primi appuntamenti per Graziella Vigri, l'assessore di Villa del Conte. Giovedì il sindaco Antonella Argenti le ha affidato la nuova delega, quella della solitudine. L'assessore dunque risponde ad un numero di telefono per aiutare le persone che si sentono sole. Si sentono anche sole, non hanno un punto di riferimento per avere un'informazione. Avere un'informazione per una pratica, per un appuntamento, per anche ricevere le medicine a casa. Solitudine non è una persona che sia legata alla solitudine. Solitudine è il momento che uno si trova solo e non sa dove andare. L'idea ha preso piede perché in pochi mesi di amministrazione il sindaco ha ricevuto migliaia di persone in difficoltà, sole e senza un punto di riferimento, spesso anziani privi di una rete familiare, ma anche giovani che hanno bisogno di essere indirizzati. Per questo ha deciso di puntare sui rapporti umani anziché lasciare i suoi cittadini in balia della fredda burocrazia. Ecco cosa accade quando si telefona al numero dell'assessore alla solitudine. Ti rispondo in base a quello che tu mi chiedi e se c'è bisogno di un appuntamento ci troviamo e poi io indirizzo la persona sul canale più giusto, l'assistente sociale o se posso dare io qualche tipo di informazione. Questa è la rete che noi portiamo a concludere. La notizia dell'assessore alla solitudine in poco tempo è finita sulle pagine di molti giornali nazionali e non solo. Anche l'inglese The Guardian cita l'esempio di Villa del Conte. Gli abitanti di questo piccolo comune dell'Alta Padovana sembrano approvare la decisione del suo sindaco. È una buona cosa secondo me. Comunque qualcuno pensa a queste persone. Io sono vedova da poco e ho i figli, per fortuna, che ho un punto di riferimento.
Però se qualcuno è solo penso che sia una cosa valida. Se la gente ha bisogno è utile che ci sia un programma di questo tipo. È una cosa travasata dall'Inghilterra principalmente, dove hanno addirittura un ministero per la solitudine. L'informazione di Antenna 3 Treviso diventa sempre più ampia e completa. Dal 1° marzo il telegiornale di Treviso andrà in onda anche la domenica alle 19:30. Ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Sempre più aggiornati, sempre più informati con le notizie dal territorio. Il TG di Treviso di Antenna 3 si fa in 7 e dal 1° marzo andrà in onda anche la domenica. La cronaca, la politica, gli eventi, le manifestazioni, lo sport. Vi racconteremo tutto ciò che accade nella Marca anche la domenica sera, puntuali come sempre alle 19:30. Servizi, interviste, reportage, inchieste. Antenna 3 con il TG di Treviso della domenica è ancora più vicina al territorio per dare ai telespettatori un'informazione sempre più completa ed ampia tutti i giorni della settimana. E sempre dal 1° marzo, in prima serata, vi proporremo Tutti in coro, il programma in cui i protagonisti saranno i cori italiani e che andrà in onda appunto da domenica 1° marzo. Dai canti alpini a quelli popolari, dai gospel ai brani più moderni. In attesa del via, stasera alle 21:15 arriva Aspettando tutti in coro. Iniziamo a conoscere i cori che partecipano alle audizioni, ascolteremo 4 brani per ogni coro, stasera tra gli altri anche il coro Castel di Conegliano, il coro Miscellaneus di Portoviro e il coro Treppini di Padova. È tutto per questa sera, grazie per essere stati con noi, io vi lascio alle previsioni del tempo per domani, vi auguro una buona serata e una buona domenica, arrivederci. Bentrovati al meteo. Anticiclone sempre presente sul nostro territorio e dunque sempre bel tempo. Il dettaglio di domenica 16 febbraio. Sul Veneto sole prevalente, specie sulle aree costiere, ma alta pressione è sinonimo anche di foschie e nebbie, specie sulle pianure e sulle vallate, localmente anche persistenti per tutto l'arco della giornata. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, valori massimi invece compresi tra 9 e 12 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia, Giulia. Anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, solo con qualche addensamento in montagna. Temperature minime fino a 5 gradi, valori massimi invece tra 11 e 13 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata all'insegna del sole con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime fino a -3 gradi, massime invece tra 11 e 12 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.